Ci ha imbruttiti oggi nell'isola di Murano a Venezia e dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla produzione del vetro qua mi sono incuriosito su cosa succedeva davvero e oggi vi racconto due storie di passione, tradizione e di eccellenza millenaria. Qua fanno delle cose veramente pazzesche, andiamo a vedere. Le fiale? Ma ve le facciamo noi, siamo pieni di vetrerie. Murano e Torcello non aspettano altro. La molliamo un po' di fare i cigni e i gatti di vetro storti. Siamo qui nella fornace Masterclass del maestro signorito Giancarlo di Agnese Tegon, 58 anni lui, quasi 27 lei. Lei è la prima donna veneziana che lavora il vetro qua a Murano, lui più di 40 anni di esperienza come maestro artigiano sul vetro. L'anno scorso a causa del Covid perdono il loro posto di lavoro in un'altra fornace ma decidono di non arrendersi. Aprono una fornace tutta loro, vi racconto questa storia di grande passione. Lui l'avrete visto in questi giorni perché grazie a un video si è arrabbiato un pochettino per delle dichiarazioni uscite in Rai, ma andiamo a vedere. Non posso prendere il vetro direttamente con la canna fredda ma bisogna che si scalda, se no il vetro non si attacca alla canna. Adesso siamo a 1100 gradi. Forno acceso tutto il giorno notte, per 365 giorni all'anno. All'interno del forno ci sono dei grandi contenitori dove si mette dentro il vetro. Fa fondere per tutta la notte e alla mattina si arriva e si può lavorare. Noi compriamo questo, lo mettiamo all'interno del forno e si fa la fusione. Si spegne solo 2 volte all'anno per cambiare i crogioli. Questa canna non si usa per cose soffiate ma per sculture piene di grandi dimensioni. La canna pesa una decina di chili. Ragazzi, questo da far pesi come vi assicuro è pesantissimo, veramente. Intanto la prima parte prendo un pochino, aspetto che si raffredda, prendo sopra, aspetto che si raffredda, prendo sempre il vetro sopra. Io non sono super brava, sono 6 anni che lavoro. Ho un ottimo maestro, quindi spero di diventare bravo. Questo luogo qua, il forno, i vari bronzini, lo scagno, si chiama piazza. Prima di fare una scultura ci vuole tanto tempo, tanti anni. Già imparare prima le basi e poi man mano. Qualche anno solo per prendere il vetro. Sono tutte tecniche, tutte basi, ma solo anche la postura. Come tenere la canna in mano, come avvicinarci al forno, sopportare le temperature, camminare col vetro in mano. Mi piace tanto come lavoro. Se non ti piace è impossibile farlo. Cosa ha in meno una donna rispetto a un uomo per fare una cosa così? Secondo me è qualcosa in più, non qualcosa in meno. La donna ha una delicatezza nel lavorare il vetro. Quando ho scoperto questo mondo ho lasciato il mio ex mondo e sono venuta su questo mondo qua. Di non interessare di cosa dicono le altre persone. Se uno vuole fare una cosa va, si impegna e cerca di andare fino in fondo. Essere umili, molto umili. E poi i risultati prima o dopo arrivano. È un'anteprima, posso mostrarvi solo la testa. Questo è un toro che sto realizzando assieme al mio amico Emiliano Donaggio e è uno dei tanti pezzi che abbiamo fatto con Emiliano. Naturalmente devi pensare che Emiliano fa i bozzetti, il vetro è una materia che purtroppo la cominci e devi terminarla. Su pezzi così importanti di una certa dimensione puoi lavorare a settori, capito? Il caso del toro pesa circa 170 kg. Questo non solo è un lavoro ordinario, questo è arte. Ci vuole una testa, ci vuole una manualità moltissima. Io attraverso quei disegni, i suoi motivi, devo andare in cerca della parte del vetro, che è quella che interessa a me. E a noi non ci interessa fare 2 pezzi uguali. Vedere il Dojo Conde, l'originale resta l'originale. Un pezzo così quant'è che può costare? Questo a un mercato può costare anche 200.000 euro. Una grandiosa isola con la sua storia, 1500 anni di storia, non so quanti ce l'hanno. Portare il vetro come se tu avessi comprato un Picasso. È una selezione di pezzi che comunque hanno uno studio, hanno tante ore di lavoro, tanti anni di esperienza. Capire la differenza tra un vetro cinese e il vetro in Murano. Anche la qualità, la finizione dei pezzi, i dettagli, bisogna dare movimento e la manualità è il valore aggiunto, perché c'è anche lo sbaglio. L'ala del pesce è staccata, non è attaccata bene. E questo già può indicare che è di Murano. La manualità dell'italiano, l'artigiano, è quello che ha fatto l'evoluzione, quello che ha portato le fabbriche. Questi già attrezzi che hanno una storia millenaria, rende originale anche la lavorazione. Poi tutti i ferri del maestro si parla in dialetto, e ha un nome in dialetto. Questa è una tagliante tonda, in italiano forbice
con curvatura simile a un cerchio. La devo portare a casa come una passione, perché io quando vado a casa non devo stufarmi di parlare di quello che ho fatto oggi. Se io vado a casa e non ho dialogo o non so cosa raccontare, vuol dire che il mio lavoro già per principio non mi piace. I gatti storti non sei proprio storti. I gatti, se tu ti prendi un gatto e ti cominci a remenarlo di qua e a toccarlo, stuzzicarlo, se muovi i miei movimenti, c'è un gatto non sei sempre storto. No, attento col gatto perché io sono vicentino. Non ti può mangiarlo perché è caldo. Ah, Mia Lucianetta, adesso ti faccio il gattino storto. Ragazzi, abbiamo la storia e dobbiamo essere bravi a non farcela portare via. Siamo importanti in giro per il mondo, vuol dire che abbiamo lavorato bene e chi è arrivato prima di noi ha lavorato ancora meglio. Murano, visto dall'alto neanche non si vede, però si muove il pianeta per venire a Murano. Murano ha la storia. Ma cosa vuol dire per te il vetro? So comprare la vita col vetro.